Dobbiamo pretendere serietà dall'amministrazione comunale, che non può permettersi errori di questo tipo. Sono queste le parole dell'ex sindaco di Agrigento e attuale consigliere comunale di opposizione Lillo Firetto, riferite alle nuove assunzioni di 30 agenti di polizia municipale di Agrigento annunciate dall'amministrazione comunale. Secondo Firetto il bando non avrebbe alcuna validità, dal momento che mancherebbe la copertura finanziaria e sarebbe piuttosto un pretesto per gettare fumo negli occhi dei cittadini, in vista delle prossime elezioni regionali. E su questo punto si sono trovati finalmente d'accordo l'ex sindaco e il vicepresidente provinciale del Codacons Giuseppe Di Rosa. Era novembre 2021 quando Di Rosa denunciava non solo le presunte irregolarità attinenti al bando, ma anche le pessime condizioni in cui erano costretti a lavorare gli agenti di polizia locale. Critiche che Di Rosa ha in questi giorni ripreso a tamburo battente su social, comunicati ed esposti. A rendere ancora più pirandelliana la questione la recente multa in divieto di sosta notificata al sindaco Francesco Miccichè. Chissà che il primo cittadino di Agrigento non ripensi a questo punto all'assunzione dei nuovi vigili, tuttavia non per cause finanziarie ma per non vedersi limitato nella sua libertà di parcheggio. Ma ci devo abituare, ci devo camminare, devo andare su e giù, mi devo sciogliere. Perché mi devi fare un piacere? Lo conosci tu il Solamilcare? Chi è, il Carbonaro? Fammi un massaggio, via qua. So 20 anni che ci soffro, gli devi fare la bella contraffezione Oh. di 20.000 lire. Papà, non si può fare. Allora io che ce Forza, n'ho 4-5 papà. qui sullo stomaco, eh? Boni, ma che state a dire? Vabbè che c'ho una divisa che mi dà autorità, ma non posso mica fare vendette. E poi, se voi ci avete dei nemici, permettete, ci sono prima i miei che devo sistemare.